La prima meta eletta per trascorrere gli arresti domiciliari, ironia della sorte, era stato il suo studio legale di fronte al Tribunale di Agrigento in via Mazzini. Poi le perquisizioni a tappeto ed il sequestro di alcuni fascicoli e di un computer. L'avvocato Giuseppe Arnone chiede tramite i suoi legali al GIP di essere portato nella sua residenza di San Leone, dove è stato trasferito ieri. Intanto i suoi difensori, gli avvocati Arnaldo Faro e Carmelita Danile, presentano istanza di riesame sull'applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari al Tribunale della Libertà di Palermo. Arnone è arrestato sabato scorso per l'ipotesi di estorsione nei confronti della collega Francesca Picone. Aveva, secondo l'accusa, incassato 2 assegni per un importo complessivo di 14.000 euro. Il GIP del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha posto Arnone ai domiciliari fino a martedì prossimo, 22 novembre, giorno in cui si celebrerà il processo a carico di Francesca Picone, questo per impedire ogni condizionamento delle prove. Secondo la difesa di Arnone, questo punto sarebbe illegittimo. La procura ipotizza una richiesta estorsiva da parte dell'Arnone di 50.000 euro ai danni di Francesca Picone, avvocato civilista del Foro di Agrigento, con la promessa di evitare uno scandalo mediatico riguardanti i guai giudiziari in corso della Picone. E questo perché l'avvocatessa Picone, a sua volta imputata del reato di estorsione ai danni di una sua cliente, la mamma di un bambino disabile, poi rivoltasi all'avvocato Arnone. La Picone avrebbe preteso più soldi. A quel punto iniziano i contatti tra l'avvocatessa Picone ed Arnone. Si cerca un accordo tra le parti. Bisogna a questo punto sottolineare come sia l'avvocatessa Picone a cercare Arnone inizialmente. Lei è stressata, angosciata e non vuole assolutamente che le sue vicende processuali abbiano risalto mediatico e per fare questo intende risarcire preventivamente 18.000 euro totali l'accordo, la madre del ragazzo disabile. Fino a qui tutto normale, ma comincia sempre di più ad infittirsi lo scambio di SMS e di mail tra i due protagonisti. Arnone accusa l'avvocatessa di aver preso ulteriori soldi dalla madre cliente anche per il secondo figlio, sempre disabile e dunque destinatario di assegni di invalidità. Questa volta per Arnone raddoppia la richiesta di risarcimento, alludendo alla possibilità di un sistema criminoso che agisce sempre seguendo questo modus operandi. Un caso che farebbe gola a molti programmi di satira sociale come ad esempio Striscia la Notizia. Da qui la richiesta gravita alla somma contestata di 50.000 euro. Arnone avrebbe richiesto questa somma suddivisa al suo alquanto personalissimo modo di vedere in 18.000 euro per il danno e le spese legali relative al procedimento penale in corso, altri 18.000 euro per la parcella relativa al secondo figlio della madre cliente ed infine Arnone aggiungeva una terza richiesta, i 14.000 euro poi ritrovati durante il fermo sabato mattina, che consistevano secondo Arnone nel danno d'immagine a seguito di una denuncia presentata dalla Picone ad Arnone nell'aprile 2013. La Picone allora cade in uno stato di sconforto e angoscia, sia per la personale vicenda processuale che la vede rinviata a giudizio, sia per le richieste di Arnone. In un primo momento accetta di pagare, salvo poi denunciare l'accaduto. Alle 9:10 del 12 novembre Arnone arriva accompagnato da un amico, l'avvocato Gigi Restivo, nello studio di Francesca Picone. Alle 9:25 esce dallo studio e viene fermato dagli agenti che gli dicono di consegnare gli assegni in tasca e l'accordo sottoscritto. Poi l'interrogatorio, il carcere, la convalida e la deposizione da parte del GIP Francesco Provenzano ai domiciliari. E sarà ancora Francesco Provenzano, nella veste stavolta di CUP, a decidere il 1 dicembre, data in cui è fissata l'udienza preliminare su un altro pezzo di sorte giudiziaria di Arnone. Tra i reati contestati: diffamazione nei confronti del sindaco di Agrigento Calogero Firetto, resistenza a pubblico ufficiale e l'inosservanza di una serie di ordinanze. I fatti risalgono allo scorso 25 aprile, quando Arnone, 2 suoi assistiti e un cameraman si sono presentati a Licata nel corso di una manifestazione per la festa della liberazione con tanto di striscioni, senza chiedere l'autorizzazione al questore 3 giorni prima di manifestare e disturbando notevolmente la cerimonia dove erano presenti alte autorità dello Stato. Adesso, come detto, il 1 dicembre Francesco Provenzano deciderà se rinviare a giudizio o prosciogliere i 4